Buongiorno cari amici e benvenuti nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parlerò ancora di come sono importanti le protezioni. Diciamo che è un protezione 2.0 e qui invece voglio parlarvi di una storia che si potrebbe dire a fantasia o meno, ovvero più o meno verso i 20 anni, 22 anni. Avevo avuto una missione da fare e dovevo andare in un ristorante a fare una missione. Quindi il mio babbo di notte è venuto in astrale e mi ha comunicato che dovevo andare a fare in quel posto il cameriere. Avrei dovuto fare il cameriere e io pensavo che bastava che andassi in quel ristorante e bussassi e mi avrebbero assunto. Invece per poter essere assunto mi sono fatto un mazzo. Ma prima di iniziare questo racconto, il vostro Marietto Veneziano vi vuole chiedere di iscrivervi al canale di Legale, al canale del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove lo sapete ormai alle 20:30 ogni lunedì sera nel gruppo dei Magici Arcieri Bertolini il Legarda Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati, siamo più di 190. I link li trovate qui in descrizione e se vi scappa anche un super like per questo video e anche un bel commento, il vostro Marietto è contento. Iniziamo bene questo racconto. Allora più o meno il vostro Marietto è a 20 anni, 23 anni, più o meno quel periodo lì. Ho fatto il cameriere barista in questa casa dei sogni dove c'era questo ristorante che era un ristorante super lusso, insomma quelle cose lì, no? Beh, morale della favola, noi mangiavamo assieme, i camerieri mangiavano assieme a un determinato orario in una sala che si chiamava Sala Famiglie. E visto che ero lì in missione erano successe delle biricchinate, no? E a un certo punto sti camerieri che a livello pratico erano camerieri ma guadagnavano come dei direttori di banca praticamente, e a un certo punto si erano resi conto che era un po' difficile fare solletico al vostro Marietto. E cosa successe? Successe che a uno di questi qui disse nel gruppo, qui noi da soli non ce la facciamo a in certo senso mandare a paradiso il nostro Marietto, e allora chiamiamo qualcuno che vede lontano. E una sera, mentre stavamo mangiando tutti in sala famiglia, a un certo punto entrò un signore, no? Che si sedette vicino a me e incominciò a sudare e a, come si suol dire, tremare. Io pensavo che era un amico di uno di questi colleghi di lavoro e a un certo punto incominciò a dire certe cose sul vostro Marietto. Il vostro Marietto tranquillamente pensava al cibo, era chiaramente sempre molto gentile e elegante con tutti, anche con questo signore, anche se era vicino, insomma non stava tanto bene. A un certo punto insomma faceva finta di niente il vostro Marietto, ma si accorse che c'era qualcosa che non andava, perché questo signore ogni volta che guardava il Marietto era un pochettino claudicante, era un pochettino, insomma, vibrava. E questi altri colleghi di lavoro, che ve l'ho detto, sulla carta erano dei camerieri ma in pratica avevano paghe importanti, diciamo che quel lavoro era quasi una copertura per queste persone. Insomma, quando vedevano questo signore che tremava guardando il vostro Marietto, erano un pochettino traballanti anche loro, perché loro sapevano chi era questo signore qua. Questo signore qui poi ho capito nel tempo che era un veggente, e infatti al vostro Marietto continuava a dire: questo salverà il Ferruccio. Io non sapevo chi era questo Ferruccio qui. Diceva: ecco perché non hanno preso il Ferruccio. Morale della favola, mi ricordo questo particolare, no? Che è ricollegato al discorso della protezione. E questi qui, insomma, pensavano che il vostro Marietto, questi colleghi di lavoro, pensavano che il vostro Marietto avrebbe vissuto poco, no? Perché loro pensavano di farcela, però questo qui purtroppo li deluse. Infatti poi cosa successe? Successe che da fonti underground seppi che questo signore era andato anche a casa a parlare col maître del ristorante, con uno dei maître, perché c'erano 3 maître in quel momento lì nel ristorante. Morale della favola, insomma, io avrei dovuto salvare sto Ferruccio, ma non capivo chi era sto Ferruccio nel futuro.
Quindi i camerieri lì seppero che il marietto era difficile da fermare, quasi impossibile. Sebbene ci tentarono ancora con delle biricchinate, ma questo non è importante. L'importante è riuscire a capire chi era questo Ferruccio. Anni dopo, quando il vostro marietto incominciò a togliersi queste spurie, questi legamenti che gli avevano messo addosso tutti questi birichini, riuscì a capire che era il Ferruccio. Il Ferruccio non era nient'altro che il nonno del marietto, perché io fino a 50 rotti anni praticamente non sapevo come si chiamava una parte dei miei nonni. Quindi cosa feci? Feci così, andai giù al cimitero, cercai dove era sto Ferruccio, gli feci una bella fotografia sul suo bugiardino, tornai alla maison e misi il Ferruccio sopra la croce cosmica e sotto altre protezioni molto potenti. E così mentre facevo questa cosa qui mi ricordai di quel tipo che 20 o 30 anni prima, anzi 30 anni prima praticamente, in quella sala famiglia disse e parlò di questo Ferruccio che avrei salvato nel futuro. Questo perché vi dico questo? Perché nell'eterico non esiste il tempo. Quindi quando voi mettete sotto la croce cosmica un vostro antenato, un vostro amico che è già morto, è andato in un'altra dimensione, praticamente lo aiutate all'istante. Praticamente nel giro di poco tempo è come se in quel momento che voi lo iniziate a aiutare, parte da quel momento lì il suo, come si suol dire, la sua protezione, e quindi non va giù nel basso astrale, anche se è praticamente defunto. Almeno Ferruccio e altri casi è successo così, che gente che era giù a un certo punto sono stati tirati e liberati da questo basso astrale, e quindi praticamente voi fate un'opera importante per queste persone che magari cercano anche di comunicare con voi nei sogni. Quindi è importante sempre che se avete degli amici o parenti che hanno lasciato questa dimensione, voi prendiate del tempo per loro, che o ci scrivete nome e cognome, oppure fate una bella foto, no? Del bugiardino che è in questi cimiteri, e li possiate mettere sotto la protezione. Almeno io parlo per la croce cosmica e per altre protezioni molto potenti, ma quella che secondo me è performante è la croce cosmica. Bene, cari amici, detto questo, il vostro marietto vi ringrazio di avermi ascoltato fino qui e vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legare a Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!